Buonasera amici, siamo qui sul canale per la diretta con la stesa delle Sibille. Vi ricordo dunque tutti che potete contattarmi al mio numero di telefono. Ah, è qua, non lo vedevo, diciamo, attenzione. Potete contattarmi al mio numero di telefono 347 8702 622 per la risposta eventualmente alla telefonata. Vi ricordo che la telefonata ha la priorità sulla domanda che mi rivolgete via chat. Oh, buonasera Anna, ecco che c'è già qualcuno. Altrimenti è chiaro che scorro comunque per ordine di arrivo delle domande. Vi ricordo anche che per la domanda ho bisogno almeno del vostro nome di battesimo, della vostra data di nascita, del nome di battesimo, della data di nascita che mi chiedete di controllare o che magari rientra nella questione, nella domanda, e la domanda precisa. Oh Monica, ciao, che piacere! Marietto, buonasera, Alessandra, ciao, ciao a tutti. Bene, allora, prima, mentre aspetto qualche domanda arrivare, vi ricordo che il lunedì sera ci ritroviamo su Telegram per il gruppo di studi esoterici. Ciao Tiziana, ciao Antonio. Dove appunto condividiamo insegnamenti di radionica, di radiestesia. Questo è comunque stato fatto in precedenza. Adesso ci stiamo occupando della correzione, della rettificazione della personalità magica, vale a dire ci prepariamo a raggiungere un equilibrio ermetico. Bene, vedo c'è una domanda. Allora, vi ricordo ancora che oltre al gruppo Telegram abbiamo due gruppi Facebook, i Casti Sacerdotali e Magie Sibille, Tarocchi e Radiestesia. Dunque iscrivetevi o chiedete l'accesso se ancora non l'avete fatto, dove ogni giorno appunto diamo qualche circuito oppure altre indicazioni dell'ambito magico esoterico. Ma passiamo a rispondere alle domande, che se no cianciamo. Allora, Anna, vorrei chiederti se Bruno si farà sentire. 15 marzo 87 ed io 7 luglio 81. Allora, sappiate che quando fate le stese dovete neutralizzare le energie negative con una candela. E lo dico alle amiche che si dilettano magari con la lettura delle carte. Io in genere lo faccio, oggi mi sono dimenticata di farlo. Ciao Luce, c'è qua un'altra partecipante alla diretta, va bene, oggi siamo due, diamo le risposte insieme, vediamo quanto regge. Allora, intanto ciao Claudia, ciao Grazia, ciao Nico Nico. Ok, sarà un po' dura perché con lei in braccio, Annellina. Allora Anna, vediamo questo Bruno se si farà sentire. Allora, vediamo il taglio. Allora, ladro e amatrice. Abbiamo visto che è come se si intrufolasse o se ci fosse già qualche situazione in corso. Vediamo un pochino. Facciamo un po' di spazio, va, perché se no le metto sulla schiena di Luce. Allora, devo dire che in passato ci deve essere stato un interesse reciproco, comunque entrambi vi siete adocchiati e comunque qualche cosa c'è stato, tu lo hai aspettato, in fondo come fosse un evento piacevole, però ti devo dire che vedo già nel passato che c'è una competizione con qualcuno, forse questo ragazzo qua è impegnato.
o magari si è impegnato recentemente, non lo so. Comunque, non vedo come se tu sentissi, di essere in competizione con qualcuno, che non forse non è un ragazzo completamente libero. Allora, è possibile che, tu possa incontrarlo, vedi, questa linea anche nei prossimi giorni, non so se, per sbaglio, magari frequentate gli stessi posti, però, dirti che si fa sentire prestissimo no. È possibile che lo faccia più avanti, però non te lo do per certo perché con questa combinazione allora qua c'è come l'inizio di qualcosa, di qualche nuova comunicazione, però qui lo vedo come, un come se fosse lontano, comunque lontano impegnato altrove, okay? Nonostante ciò, io penso che questo Bruno, questo ragazzo abbia ancora un interesse per te, però vedi, c'è sempre qualcosa che non va. Non la vedo come una cosa, lineare, sai di quelle che ti posso dire: "Sì, assolutamente si fa sentire, sì, assolutamente starete insieme." Non c'è sempre qualcosina in mezzo che si frappone. Bene, vediamo qualche altra domanda. Allora, Cat, cosa succede nei prossimi giorni? Puoi mettermi almeno il tuo nome e la data? Io, penso di ricordarmi chi sei, però cortesemente, ehm, non mi ricordo la tua data. Solo il nome di battesimo e la data. Appena me li scrivi, ehm, ti rispondo. Allora, Greta, ciao, volevo chiederti gentilmente se mio fratello Andrea, è un acquario di 41 anni, riuscirà a superare questo periodo faticoso. Grazie mille. Ok, Greta Andrea. Certo, i dati sono pochini, Acquario di 41 anni, di nome Andrea, chissà quanti Andrea, Acquario di 41 anni. Però ci provo, Greta, eh. Vediamo se supera questo periodo. Allora, mettiamole più centrali. Allora, diciamo che è un po' triste, che forse si pente di aver fatto qualcosa con avventatezza, di non essere stato, come dire, più calmo, più prudente. C'è qualcosa che un po' lo tormenta. Forse si rende conto che è stato precipitoso in una situazione. Vediamo un pochino. Allora, dunque, ha qualche preoccupazione legato alle questioni economiche, ma non deve preoccuparsi perché in realtà le cose non sono poi tanto male. Dovrebbe solo ascoltare un po' di più i consigli che qualcuno cerca di dargli, ma che lui comunque non raccoglie tanto volentieri. E c'è qualcuna che lo ha messo in qualche difficoltà. Cioè comunque, sebbene ancora non è detto che lui si sia reso conto, c'è possibilità che, questa persona che gli ha fatto un danno o che comunque lo ha messo in difficoltà, abbia agito senza che lui se ne sia accorto e che lui presto comunque capirà o, ne pagherà un po' lo scotto. Devo dirti che, lui ha delle preoccupazioni forse legate o a una donna più giovane oppure al suo futuro. Probabilmente, non so se ha deciso di consolidare un rapporto, oppure, se è già in un rapporto e, magari non tutto fila liscio. Però ti devo dire che, per quanto riguarda il prossimo futuro,
lui avrà un po' di preoccupazioni perché si rende conto che qualcuna delle sue azioni sta allontanando qualcosa, ma c'è la possibilità, diciamo così, di un nuovo inizio, però deve saper riflettere bene, scegliere bene ed essere coerente con le sue scelte. Se si impegnerà è possibile che supererà anche un po' di contrasti che in questo momento questa carta, vedi, un po' di contrasti che veramente questi saranno in futuro, che probabilmente lo metteranno un po' alla prova o di qualcuno, dovuti a qualcuno che parlerà di lui, oppure proprio alti e bassi di umore. L'esito comunque è, diciamo, medio. Allora, le sue difficoltà non si risolveranno subito subito, deve portare un po' di pazienza e soprattutto pensare bene, riflettere bene, essere forse un pelino meno impulsivo da quello che ho visto. Andiamo avanti, spero Greta, ripeto, con i pochi dati che ho, spero di averti, anche perché la domanda molto generica non mi aiutava in niente, un periodo di cui non so niente, non so in che ambito, se Dio vuole ti ho risposto bene. Allora, Claudia, ciao, vorrei sapere se Claudia e Daniele avranno una storia con futuro positivo, vediamo un pochettino. Claudia e Daniele. Allora, periodo di confusione mentale totale, cioè almeno così viene al taglio, c'è un alto e basso di, molto, molto forte, vediamo un pochettino, emotivo, ma anche di condotta, diciamo così, una cosa detta e rinnegata. Allora, dunque parte con una prima linea un po' tormentata, abbiamo addirittura vedovo e lacrime, dunque c'è tanto rimpianto per il passato, ci sono tante sfumature di sentimenti negativi, sebbene parta bene, perché abbiamo qui prima e dopo consolante, gran consolazione e consolante sorpresa, dunque è un qualcosa che comunque entrambi aspettavate in qualche modo, però diciamo che no, forse ci sono ancora delle situazioni, soprattutto legate al passato, che danno, come dire, un po' di problematiche anche nel presente. Abbiamo comunque una riuscita molto favorevole, dunque comunque nonostante le premesse qualcosa ha funzionato bene. Lui è un uomo che cerca sostegno, vedi abbiamo il domestico, la farfalla, il dottore e la prigione, dunque c'è molto tormento personale, c'è qualcosa che è veramente da sanare, lui ha una disperata voglia di leggerezza, di divertirsi, di lasciarsi tutto alle spalle, rischia di fare o rischiate di fare delle azioni imprudenti, dunque è chiaro che c'è da rilassarsi, andar calmi, perché con dottore prigione rischiate di fare delle cose di cui poi vi pentite e che magari vi tengono bloccati. Dunque, nel prossimo futuro vedo che comunque ci saranno ancora delle comunicazioni, saranno delle comunicazioni o dei momenti in cui parlerete con una certa freddezza, con un certo distacco e con un grado di maturità un po' sarà richiesto, diciamo così, per affrontare la situazione che comunque ancora non è una situazione che va liscia, c'è bisogno di lottare un po' perché si rischia di perdere, di rovinare una buona occasione. Vedi, questa carta è una carta che ha due
significati, un'ambivalenza di significato, perché mentre c'è il riconoscimento di un qualcosa di valore, c'è anche la cosa di valore lasciata lì, perciò attenzione, altrimenti rischiate di magari rovinare questa cosa. Per quanto riguarda però l'idea di una relazione, è ancora possibile, è possibile che la cosa ci sia, che si compia, anche se con sospiri, non è una cosa che sarà tanto liscia, ci vuole pazienza. Ci vuole pazienza e un po' l'arte di cogliere le occasioni e di saper tirare l'acqua al proprio mulino. Ok? Vediamo un po' la prossima domanda. Tiziana Giannelli. Allora, ciao, sono Tiziana, 25 marzo 72. Volevo sapere se ho un uomo che interesso, io dove lavoro. Grazie. Allora, vuoi sapere se tu interessi a un uomo nel posto di lavoro, cioè se un tuo collega o qualcuno dove lavori tu prova un interesse per te? Spero di aver capito bene la domanda. Allora, vediamo Tiziana, 25 marzo 72. Vediamo se c'è qualche uomo che prova interesse. Mentre sono qui che mescolo e aspetto insomma di vedere un attimino come vanno queste carte, vi ricordo che in futuro il mercoledì il Marietto farà delle dirette anche lui, dunque saremo tutti a sostenerlo sul suo canale, anche perché risponderà con la radiestesia, ogni tanto magari girerà anche qualche carta così, però comunque ci permetterà insomma anche lui cioè, ci darà anche lui una mano, ok? Comunque, allora adesso torniamo a Tiziana. 25 marzo 72, vediamo carte, ditemi un po' com'è la faccenda qua. Allora, qualcuno che però non è neanche un giorno, è ben bel po' che ti ha puntato gli occhi addosso. Allora, ecco qua, le sistemo un po'. Vi comunico anche che con questa diretta Luce e io vi stiamo facendo terapia, ma più che altro perché Luce con il suo ron ron praticamente ci sta rilassando tutti, un altro po' mi addormento, ma va bene. Allora, vediamo un po'. Cara Tiziana, questa persona dovrebbe essere, esiste, penso di sì, che ci sia, è una persona che però probabilmente ha già un legame, però è una persona allegra, una persona che gli piace anche creare dei momenti di intimità, no? Sa creare delle connessioni, però vedi perché ti dico che dovrebbe essere già impegnato, perché viene il nemico, la falsità, insieme alla riunione e al viaggio. Dunque è qualcuno che comunque non si avvicina a te in modo libero, che magari coglie così un'occasione, una finestra, uno spazio che si viene a creare. E, è possibile appunto che ci sia l'incontro, ok? Che qualcosa vada a cambiare e che sia un incontro comunque molto fortunato, basato sulle conversazioni, basato sulla comprensione reciproca, parte comunque da un'amicizia, ok? Un'amicizia che oserei dire di lunga data, come di lunga data il suo interesse nei tuoi riguardi, ok? Non so, forse non si era mai manifestato, forse aveva paura di farsi avanti, ma è possibile che si faccia avanti. Però guarda che qualche problema, un problemino dovrebbe esserci, perché tra ammalato e gelosia è possibile che poi uno dei due abbia poi appunto dei momenti un po' duretti da affrontare a causa appunto di questa situazione, ok? Dunque, comunque sì, secondo me c'è uno interessato, però controlla magari fra le persone che sono già
impegnate. Allora, Giuliana, buonasera. Ciao Sara. Ciao Samantha. Ciao Dani. Allora, Sara, mia sorella Susanna, 8 dicembre 1956, è nei guai a causa del suo compagno, un potente avvocato brasiliano, non so altro dato che non ho rapporti con lei da anni, o sono solo pettegolezzi? Grazie. Sara, che cosa ti devo, cioè, devo controllare se è così? O hai una domanda legata a questa situazione? Cioè, devo guardare se tua sorella è effettivamente nei guai? Ho capito bene? Io spero di aver capito bene, giro le carte, casomai scrivimi se non dovessi aver capito. Intanto saluto Lucy, Angela, ehm, Eva. Ciao Eva. Allora, guardo per tua sorella, allora, vediamo un pochino. Mm, Allora, al taglio abbiamo omaggio di preziosi e mercante, dunque non è indicativo di grosse problematiche. Vediamo cosa ci dicono le sibille proprio quando giriamo un certo numero di carte. Allora, abbiamo sicuramente qualche comunicazione non positiva, il ladro è nemica, dunque è possibile che qualcuno abbia fatto qualche danno nei confronti, visto che stiamo guardando di tua sorella, nei confronti di tua sorella, o che comunque qualche situazione che ancora non è chiara abbia comunque dato fastidio. Vedo infatti c'è la vecchia signora e il gatto, Luce non ce l'hanno con te, non ti preoccupare. Il gatto in questo caso è sempre quella situazione non chiara, falsa o comunque non di facile interpretazione perché non si conoscono tutti i frangenti della faccenda, oppure addirittura occasioni da cogliere al volo che bisogna saper cogliere con furbizia, ok? Dunque c'è qualche cosa di non chiaro o qualche cosa che comunque può aver dato fastidio. In effetti sì, c'è la fortuna, ma ci sono le lacrime, c'è il dispiacere, dunque c'è qualcosa che è come se ovviamente la carta dietro vada ad annullare gli effetti positivi della fortuna, come a dire che c'è una difficoltà in questo momento anche probabilmente nel rapporto, stanno magari cercando di ricucirne i pezzi, di partire da capo e comunque ti devo dire che al di là di un colpo, un contraccolpo che possono aver avuto, tua sorella non ha grosse difficoltà da quello che vedo qui, ok? Però queste carte non sono esattamente bellissime, probabilmente lui dovrà pagare un pochettino i suoi errori e non sarà semplice, qualche cosa lo turberà, ci saranno dei momenti di difficoltà. Però devo dirti che non vedo tua sorella messa così male. Mm. Allora, vediamo Lucy Palace. Lucy, mio figlio troverà un lavoro. Manu 911 87. Intanto saluto Pisigota, è un nome che mi fa scompisciare, sì, è simpaticissimo. Ciao, ciao anche a te. Allora, vediamo.
Allora, Manu, 9 novembre 87. Allora, Manu. Beh, sembrerebbe un po' giù di morale, forse ha fatto dei colloqui o magari ha perfino chiesto a degli amici e non è andata tanto bene, però insomma vediamo un pochettino cosa dicono le sibille per Manu. Gioia, fatti più qua, ecco, brava amore. Guarda, in passato c'è stata una grossa occasione che ha sfiorato e io non so in che ambito lui si trovi ad operare, a lavorare, però o lui lavora nel settore medico oppure è una situazione che ha dovuto risanare per quanto riguarda il suo lavoro. Dunque o si è dovuto reinventare lui o ha dovuto lavorare su di sé per farsi coraggio, magari era un po' abbattuto e l'ha aiutato qualcuno. Comunque ha avuto un momento di fortuna dove le cose sembrava che stessero andando bene, si stessero consolidando, ma poi c'è stata una notizia che non gli è piaciuta, ecco, in questa carta qua. Al presente abbiamo dei momenti comunque positivi, lui se vuole può darsi da fare, può fare delle cose anche se risulta essere in attesa di un qualcosa, di magari qualche notizia oppure l'arrivo di qualcuno oppure un appuntamento che gli hanno detto che gli fisseranno, comunque c'è sicuramente da parte sua della buona volontà e qualcuno che sta cercando, qualcuno più grande, magari forse sei proprio tu, che sta cercando di indirizzarlo al meglio, di incoraggiarlo con i suoi doni, no? Con le sue capacità. Ora, nel prossimo futuro lo vedo comunque pensieroso e fermo ancora. Non è una cosa immediata, cioè nel prossimo futuro ancora ci sono delle cose che non andranno. Diciamo che però nell'arco di un mese e mezzo è possibile che qualcosa cambi, vedo un colloquio di lavoro e vedo un cambiamento, forse uno spostamento. È probabile che il lavoro non sarà proprio dietro la porta, dietro l'angolo, ok? Che magari dovrà viaggiare un pochino mh, e comunque questa carta è favorevole, positiva, come anche queste, l'unica un pochino forse è la carta del ladro che lascia presagire che insomma probabilmente l'accordo che stringerà non sarà proprio favorevolissimo o non sarà a suo vantaggio, o comunque deve valutarlo bene perché magari c'è dietro una fregatura, però insomma, allora diciamo che non sono comunque negative in modo serio, ecco. C'è soltanto il prossimo periodo che è un po' così, di non abbattersi perché sarà ancora bloccata per un po', ma poi andrà a sbloccarsi prima dell'estate. Ok, vediamo se ci sono altre domande, anche se sono le 9. Allora, esatto, sì, vorrei sapere, sì, sì, ok. Sì, sono le 9, ragazzi. Allora, facciamo così. Simona Coletta, facciamo così. Io tanto sono ancora qua venerdì, sempre tra le 20:30 e le 21. Magari se riesci, lo so che magari per qualcuno è ancora orario di cena, oppure dopo cena ci sono i piatti da sistemare, io li ho lasciati nel lavandino, così ci penso dopo per venire da voi. Allora, la prossima volta magari se riesci a venire prima, così andando io in ordine di arrivo
ti rispondo senza dubbio, come faccio con piacere con tutti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, vi ringrazio per la vostra compagnia, ci siamo fatti compagnia, spero che anche a voi abbia fatto piacere questa mezz'ora passata con me e vi rinnovo l'invito all'appuntamento di venerdì 20:30 21, sempre qui su questo canale. Ricordatevi anche che ci sono i canali Facebook e il gruppo su Telegram del lunedì tra le 20:30 e le 21:30. E in futuro, forse Marietto Veneziano, anzi direi più che forse, in futuro sicuramente, farà una diretta anche lui, una diretta a settimana con il pendolino e la radiestesia. Grazie a tutti per avermi ascoltato, per la vostra compagnia, un buon proseguimento di serata e a presto dalla vostra Hilde. Ciao!